Bene, allora eccoci qua, tornati in studio, terza parte di TV7 Match che questa sera dedichiamo alle elezioni americane, le elezioni che porteranno il 5 novembre ad eleggere il nuovo Presidente degli Stati Uniti. Ci sono, Ermanno, le prime manovre dei partiti repubblicani, democratici, la corsa per le primarie ovviamente, per scegliere i candidati. Questa è una vera e propria guerra, diciamo, e quindi viene coinvolta tutta l'America e naturalmente anche tutto il resto del pianeta, perché sappiamo che poi ormai con la questione della rete, diciamo, anche altri stati, come è successo con Trump, è stato scoperto che c'erano intrusioni da parte della Russia piuttosto che hacker di altro genere, quindi la cosa si complica molto di più. Certo. E naturalmente questa situazione diventa sempre più difficile da gestire, ma soprattutto è diventata l'elezione praticamente del presidente americano, è diventata una sceneggiata dove si spendono miliardi per fare questa campagna elettorale e naturalmente per coinvolgere le persone ad andare a votare, a fare il loro dovere, ma poi ci domandiamo: il Presidente farà gli interessi degli americani o farà gli interessi di alcune lobby? Parlo di americani nel senso dei cittadini americani, o sarà invece tentato o costretto a seguire altre strade che magari, per esempio, agli Stati Uniti, cioè ai cittadini americani, non è una situazione così positiva e di conseguenza questo è il problema. Allora, diventa una sceneggiata o effettivamente è una forma democratica di voto per convinzione reale e perché i cittadini sono quelli che eleggono il Presidente e il Presidente deve dare conto ai cittadini di quello che fa? Questo è il dilemma, ma naturalmente non solo in America, in tutto il mondo, ma siccome l'America è il centro dell'impero mondiale, questo ci preoccupa sempre un pochettino e con noi in questo senso abbiamo 3 ospiti che ci aiuteranno a capire cosa sta succedendo e immaginare quale sarà il nostro futuro, perché l'America chiaramente ha un peso notevole anche sul futuro dell'Europa. Certo, presentiamo gli ospiti che sono con noi. Ringrazio per essere qua in studio il professor Fabrizio Marrella. Buonasera. Grazie a voi. Buonasera professor Marrella, Buonasera. Docente di diritto internazionale all'Università Ca' Foscari e mi pare anche alla Sorbona di Parigi. In questo momento visiting professor. Certo. Ecco, saluto in collegamento dal Texas, da Austin, il professor Stefano Luconi. Buonasera professor Luconi. Buonasera, grazie di avermi invitato. Certo, grazie a lei, docente di storia degli Stati Uniti all'Università di Padova. E ringrazio per la presenza in studio l'avvocato Piero Cecchinato. Buonasera avvocato Cecchinato. Buonasera, che è un editorialista dell'inchiesta.it. Ermanno, allora si riapre un confronto che si è chiuso peraltro in maniera abbastanza diciamo bonariamente rocambolesca, un confronto tra Trump e Biden. Questo fa parte del percorso per l'elezione del Presidente, però questa volta ci troviamo di fronte a 2 personaggi che sono molto dotati. Abbiamo visto come Trump si è comportato durante le sue, diciamo, le prime e le seconde elezioni. Cosa ha combinato? Naturalmente fomentando la folla contro quello che è il Palazzo Reale di Washington, quindi ha fatto un disastro. Nonostante questo ancora è in lista, diciamo, per diventare Presidente, e allora per questi personaggi vale il diritto oppure questi possono superare qualsiasi diciamo, obbligo e fare un po' quello che vogliono? D'altra parte anche Joe Biden
abbiamo scoperto, strada facendo, ma questa è la guerra politica, come giustamente ci racconterà poi Lucone, è la guerra politica dove si va a scavare e tirar fuori tutte quelle cose che sono state messe a tacere oppure sono sommerse e servono all'avversario per incolpare e per diminuire la credibilità dell'altro. E questo naturalmente è il gioco delle parti, ma una situazione di questo genere io credo che nella storia dell'America non è mai successa. Due persone incriminate che giocano e sono le uniche due, non ci sono alternative. Non solo, ma chi finanzia questa campagna elettorale punta su questi due, vuoi da una parte vuoi dall'altra, ma addirittura qualcuno paga sia l'una campagna che l'altra campagna elettorale. Ma non vanno in cerca le lobby che tirano fuori milioni di dollari, non vanno in cerca di un'alternativa sana, perché su 336 milioni di abitanti negli Stati Uniti io penso che ci siano molte persone che potrebbero rappresentare un po' meglio gli Stati Uniti, anche perché aver visto Joe Biden, diciamo, non è più un ragazzino, quindi se inciampa salendo una scala o piuttosto si siede per terra perché non ha capito quella sedia dietro, diciamo, è quello anche il presidente che ha il dito indice che può premere un tasto e far scoppiare una guerra nucleare. E allora di chi ci possiamo fidare? Di un altro presidente in pectore che corre e vuole cancellare tutti i misfatti che ha fatto con le sue fanciulle, piuttosto scandali, piuttosto che truffe bancarie, evasioni fiscali, cose di questo genere. Questi rappresentano veramente la dignità americana. Ecco, io lascerei un breve, mi raccomando, entrata di Stefano Lucone su questo argomento. Non c'è nessun altro in tutta l'America che può dignitosamente rappresentare, oppure sono dei pupazzi che le lobby muovono naturalmente secondo Prodamo loro. Prego. Dunque, le lobby le hanno inventate proprio negli Stati Uniti, quindi che ci sia una mobilitazione delle lobby in occasione delle elezioni presidenziali è più che scontato. Come scritto alcuni anni fa un commentatore che si chiama Greg Palast, gli Stati Uniti hanno la miglior democrazia che il denaro può comprare. Detto questo, ci sono delle alternative sia in casa democratica sia in casa repubblicana. Un nome su tutti in casa repubblicana è quello di Nikki Haley, che abbiamo visto resta, sia pur faticosamente e stentatamente in corsa, sperando che non tanto gli elettori repubblicani quanto i tribunali tolgano Trump dalla corsa per le presidenziali. E in casa democratica ci sarebbero delle alternative. Penso al governatore della California Gavin Newsom, penso alla governatrice del Michigan Whitmer, penso anche alla stessa vicepresidente, sia pur uscita un po' screditata da questi 4 anni di vice di Biden. Però ci sono due problemi fondamentali. Il primo è che in 4 anni, pur stando fuori dalla politica, attiva come carica istituzionale, Trump è riuscito a forgiare un partito repubblicano a propria immagine e somiglianza. A votare nelle primarie vanno soprattutto i più motivati tra gli iscritti al partito repubblicano, e questo dà a Trump un clamoroso vantaggio anche in casa di Nikki Haley. Stando agli ultimi sondaggi, Trump vincerebbe in South Carolina, dove Nikki Haley è stata governatrice per 2 mandati dal 2011 al 2017, con oltre il 62% dei voti. In casa democratica è difficile sfidare il presidente in carica, perché quando è stato fatto, penso a Ted Kennedy contro Jimmy Carter nel 1980,
si sono venute a creare delle lacerazioni che poi all'interno del Partito Democratico, che poi non sono state ricomposte in tempo per le elezioni generali, e questo ha provocato la perdita della corsa alle presidenziali. Vi ho anche detto che il Partito Democratico è profondamente diviso al proprio interno, tra un'ala progressista e tra un'ala moderata. Quindi lasciare Biden alla Casa Bianca permette a queste due componenti di sospendere questa guerra interna, di rimandare la resa dei conti e quindi di mantenere un minimo di unità interna al partito, senza la quale il Partito Democratico rischia di andare incontro a un nuovo naufragio, come è stato nel 2016 con Hillary Clinton. Grazie. Quindi le alternative esistono, però non sono funzionali all'attuale leadership di entrambi i due maggiori partiti. Fabrizio Marella, noi abbiamo un presidente, abbiamo visto Joe Biden, che ha, diciamo, non ha più quella lucidità e quella capacità, diciamo, anche deambulatoria che si pretende da una persona che ha degli incarichi e deve attivare la propria intelligenza al massimo, perché chiaramente la strategia americana è ad altissimo livello, non è quella italiana. Di conseguenza questa sarà in grado, visto poi anche l'età, per i prossimi 4 anni sarà in grado di gestire questa cosa, o saranno gli altri a gestirlo? Ma infatti è un bel dilemma, perché assomiglia sempre di più questo scontro a una partita del Super Bowl, le famose finali di football americano che in America si vedono, però con squadre già viste e con effetti internazionali secondo me particolarmente pericolosi, perché pensate che l'Accademia di diritto umanitario di Ginevra conta attualmente 141 guerre nel mondo, quindi avere Biden o Trump fa una differenza importante soprattutto per noi, soprattutto se pensiamo che la NATO è ancora a trazione americana, anzi a forte trazione americana, quindi cosa sperare? È complicata la domanda, perché da un lato se vincesse Biden potremmo sperare che il deep state, quindi gli alti funzionari di Washington, insomma, sappiano gestire bene queste partite, perché insomma la capacità autonoma mi sembra abbastanza ridotta. La capacità decisionale autonoma, sì. Dall'altro però c'è questo miraggio Trump, per cui in base a quello che lui continua a dire, che ha sempre detto e che poco ma un po' ha dimostrato, non è, diciamo, un guerrafondaio, e secondo lui appunto la guerra in Ucraina finirebbe velocemente, probabilmente un disimpegno americano in alcune guerre nel mondo ci sarebbe, fermo restando che però Trump ha sempre detto che la Cina è il nemico numero 1 e quindi lì la questione di Taiwan sarebbe assolutamente a questo punto più che esplosiva, quindi è un bel dilemma. È un bel dilemma, è sulle spalle di tutti gli americani, quindi cecchinato. Che cosa possiamo pensare, che futuro avrà l'America nel momento in cui un personaggio come Trump va al potere? E Trump ha già organizzato un colpo di Stato, noi lo chiamiamo colpo di Stato, in America lo chiamano in un'altra maniera, cioè, allora avrà 4 anni di tempo per preparare il prossimo colpo di Stato e diventare l'imperatore? Per la democrazia americana sarebbe una bella prova, credo, no? La democrazia americana è già sopravvissuta, mi pare, comunque a un mandato, sopravvissuta decentemente a un mandato di Donald Trump. È vero che, stando almeno ai proclami, un nuovo mandato di Donald Trump si caratterizzerebbe per una dose di estremismo maggiore rispetto a quella del primo mandato. Questo sicuramente inquieta. Da cittadino europeo mi sento di sperare che vinca Joe Biden, perché io ritengo che disimpegnarsi come ha fatto Trump e sminuire il ruolo della NATO abbia in qualche maniera anche incentivato Vladimir Putin a invadere l'Ucraina. Per cui noi europei che siamo ancora qui a discutere di no, facciamo i salti mortali per organizzare una missione comune nel Mar Rosso di intervento, che sembra che abbiamo deciso chissà che cosa, in realtà tutto sommato si tratta di una missione abbastanza modesta,
e facciamo fatica a parlare di una difesa comune. Abbiamo 27 Paesi membri che hanno strategie, politiche e spese diverse per la difesa, creando anche delle inefficienze pazzesche. Quindi l'Europa non è ancora pronta a difendersi da sola, non può rinunciare all'Alleanza Atlantica, per questo mi sento di sperare proprio per interesse puramente personale che possa vincere Joe Biden. Joe Biden mi pare in questo momento il miglior interprete di quello che si chiama internazionalismo liberale, che si contrappone a quell'ordine invece, alla dottrina internazionale cosiddetta invece del realismo, che serve invece ben interpretata da Trump ed è benissimo interpretata da Vladimir Putin e altri dittatori nel mondo. Credo che oggi l'ordine mondiale abbia bisogno ancora di una rinnovata dose di liberalismo internazionale, e credo che la dottrina di Biden in questo ci potrebbe aiutare moltissimo. Spero che ce la faccia, come abbiamo detto, come ha avuto occasione di dire anche il professore, non tanto la candidatura di Biden, ma forse è la candidatura di Trump quella che riuscirebbe a tenere unito il Partito Democratico, ed è una delle ragioni per cui in questi giorni stiamo leggendo che Biden è sempre più convinto di farcela, assistendo alle vittorie di Trump nelle singole primarie. Forse Nikki Haley sarebbe invece paradossalmente un candidato un concorrente molto più scomodo per Joe Biden. Invece, trovandosi Trump dall'altra parte, Joe Biden avrebbe l'occasione di sfruttare alcune leve che nella propria base elettorale sicuramente farebbero presa. Certo. Bene, allora se passiamo... posso fare un'aggiunta? Prego. Io ho alcune perplessità sull'internazionalismo di Biden. Ora è vero che Biden dopo la sua elezione ha proclamato America is back, però se pensiamo a quello che è stato il ritiro scomposto e precipitoso dall'Afghanistan nell'agosto del 2021, abbiamo un esempio di come in realtà l'internazionalismo di Biden, sicuramente più accentuato rispetto a quello di Trump, che è stato ricondotto a strategie di neoisolazionismo, in realtà è profondamente subordinato a quella che è la politica interna degli Stati Uniti. La difesa dell'Ucraina non è fatta tanto in termini di rispetto della sovranità di uno Stato, ma è vista per non creare un pericoloso precedente che avrebbe o che consentirebbe alla Repubblica Popolare Cinese di impadronirsi di Taiwan ricorrendo mutatis mutandis agli stessi strumenti con i quali Putin ha invaso l'Ucraina. Quindi questo internazionalismo di Biden è un internazionalismo molto nazionalista, e la difesa dell'Ucraina va in termini di puntellare le sfere di influenza in Estremo Oriente, di consolidare una sfida alla Repubblica Popolare Cinese in cui non è che ci siano profonde differenze di obiettivi tra Trump e Biden, fermo restando la volontà di disimpegno dalla NATO di Trump. Però a questo proposito ricordo che già Barack Obama, presidente democratico di cui Biden era il vicepresidente, aveva cercato di criticare gli europei per il loro scarsissimo contributo al patto atlantico, tanto è vero che li aveva stigmatizzati come dei free riders in una celeberrima intervista rilasciata a Atlantic Monthly nell'aprile del 2020, in cui li accusava di chiedere sempre agli Stati Uniti di intervenire per togliere le castagne dal fuoco agli europei, senza poi contribuire da un punto di vista finanziario al bilancio della NATO. Chiaro. Certo. Allora partiamo con il primo contributo, primarie americane.
Partenza al fulmicotone per Donald Trump nelle primarie del Partito Repubblicano che porteranno alla scelta del candidato per la Casa Bianca. Per lui una doppietta in Iowa e nel New Hampshire. È l'unico aspirante candidato repubblicano alla Casa Bianca che sia riuscito a farlo senza essere già presidente in carica. La posizione di Trump sembra quindi difficilmente attaccabile ora, anche se bisognerà attendere gli esiti delle note vicende giudiziarie, con la Corte Suprema americana chiamata a esprimersi a febbraio sulla sua candidabilità, su sua richiesta dopo l'esclusione dal voto in Colorado e nel Maine. I suoi ex contendenti, l'imprenditore Vivek Ramaswamy e il governatore della Florida Ron DeSantis, hanno fatto il passo indietro sull'onda del divario di voti. Resiste invece Nikki Haley, l'ex governatrice della South Carolina, che continua la sfida malgrado i 30 punti percentuali di divario registrati nell'Iowa. Nel New Hampshire il distacco è stato però minore, 12 punti, contro una previsione che la dava lontana almeno 20 punti da Donald Trump. Per Nikki Haley il 70% dei voti è arrivato da elettori repubblicani, ma non registrati, forse democratici o indipendenti, che hanno votato quindi forse più per ostacolare Trump che non a suo favore. Il South Carolina il 24 febbraio ospiterà i caucus repubblicani, le assemblee limitate agli elettori registrati, ma la ex governatrice in questo caso giocherà in casa. Prima però dovrà superare lo scoglio del voto del Nevada, dove sono in programma in 2 giorni sia i caucus che le primarie, elezioni classiche con seggi e schede elettorali, il 6 e l'8 febbraio. Haley parte sfavorita in questo caso, ma potrebbe beneficiare di un consenso alternativo che potrebbe arrivare dal voto contro una politica degli anziani. Per il Partito Democratico invece sembra non essere un gran momento. Joe Biden ha vinto le primarie in New Hampshire, ma la sua vittoria pare un colpo sparato a vuoto. A livello nazionale il partito aveva indetto le primarie, poi respinte a livello federale e Biden non si era iscritto. Il suo nome quindi non c'era sulle schede e i suoi sostenitori hanno dovuto aggiungerlo a penna, decretandone comunque la vittoria sull'unico candidato in lista, il deputato del Minnesota Dean Phillips. Sarà fondamentale anche in questo caso il voto del South Carolina, e non solo perché il 3 febbraio si aprirà ufficialmente la tornata delle primarie democratiche. Non è un segreto che il Partito Democratico speri che lo Stato del South Carolina bocci la sua ex governatrice. I sondaggi nazionali danno infatti Nikki Haley vincente su Biden e in modo più netto rispetto a Donald Trump. Eccoci, e quindi quale prospettiva riusciamo a mettere insieme, diciamo con un po' di anticipo, su quello che sarà il futuro degli Stati Uniti, perché poi questo futuro peserà anche sull'Europa e sul resto del mondo. Quindi diciamo che non è soltanto una questione politica, è prevalentemente una questione finanziaria. Marrella. Sì, in effetti, però diciamo, la battaglia è veramente ancora aperta e io sono ancora, come dire, fiducioso nel sistema giudiziario degli Stati Uniti, perché una situazione come quella provocata da Trump, che abbiamo commentato altre volte, è veramente qualche cosa che è intollerabile. Quindi quando noi diciamo nel cosiddetto Occidente Stato di diritto, pensiamo agli Stati Uniti, quindi che adesso uno che abbia provato a fare un'insurrezione, adesso poi ovviamente nelle aule giudiziarie vedranno nei dettagli come, quando, perché, con chi e così via, però insomma ci sono pochi dubbi che abbia avuto una magna pars in questa operazione. Sia ancora candidato e diventi di nuovo Presidente degli Stati Uniti dopo 2 impeachment, non dimentichiamoci che ha avuto ben 2 impeachment, unico nella storia degli Stati Uniti, è da preoccuparsi in effetti della tenuta del sistema costituzionale americano su questo. Detto questo, mi sembra anche di vedere che nonostante l'onda che arriva agli Stati Uniti in Europa, l'onda del femminismo, non ci sia nessun dibattito a proposito di una donna presidente, cioè l'avevamo visto con la Clinton,
Ma adesso non mi sembra di vedere in questo dibattito una grossa fetta di polemiche venire su questo aspetto. Quindi siamo abbastanza nel quadro di elezioni che mi sembrano un po' di 30-40 anni fa e non tanto elezioni insomma degne della prima potenza mondiale nel 2023, ma insomma è troppo facile criticare. Però ripeto, gli ingredienti sono veramente particolari e però non sottovaluterei la Corte Suprema, perché qualche colpo di scena potrebbe arrivare più tardi. Ma come mai la Corte Suprema non si è pronunciata prima? Sono passati 4 anni e aspettano l'ultimo momento di fare questa sentenza, poi vedremo come la imposteranno. Non c'è una mossa politica che sottende a questa scelta. Portiamola alla vigilia delle elezioni, che se va male per Trump allora vedremo. Allora temo che ci potrebbe essere un altro rischio di insurrezione, perché nonostante in America si dica no, che c'è il judge made law, cioè il diritto fatto dai giudici come potere equivalente a quello del legislatore, cosa che ovviamente noi da ex paesi della rivoluzione francese aberriamo, no? Perché per noi il giudice è la bocca della legge e non quello che le fa. Però è chiaro che sarebbero delle conseguenze gravissime. Credo che appunto, non essendosi mai verificato un precedente di questo tipo, sarà veramente curioso ma anche molto pericoloso, perché è facile riaccendere la miccia dell'insurrezione, questa volta contro la Corte Suprema. Certo che se si verificasse questo sarebbe peggio della prima insurrezione, perché allora veramente avremmo un sistema costituzionale che parte per la tangente, è veramente preoccupante. Certamente. Posso fare un'aggiunta sullo Stato di diritto? Certo. Ci mancherebbe. Dunque, è indubbio che Trump abbia fomentato una insurrezione, un colpo di Stato il 6 gennaio 2021. Però in punta di diritto ancora non è stato condannato. Venivano ricordati 2 impeachment, ma impeachment vuol dire semplicemente apertura di una procedura per la messa in stato di accusa. Sì. Alla fine di queste 2 procedure Trump è stato assolto sia per il cosiddetto Ukraine Gate sia per l'insurrezione del 6 gennaio 2021. Quindi se stiamo alla normativa, alla prospettiva di uno Stato di diritto, vale la presunzione di innocenza. Quindi Trump non può essere escluso perché non c'è ancora una sentenza passata in giudicato che lo ritenga colpevole di aver fomentato questa insurrezione. Poi siamo tutti d'accordo che il voto di assoluzione del Senato è stato un voto politico, perché il Senato è un organo politico. Siamo tutti d'accordo che la Corte Suprema ha una sua politica, perché i giudici sono di nomina presidenziale, la loro ratifica è fatta dal Senato, quindi da un altro organo politico, non sono rappresentanti in parte degli organi giudiziari. Però in punta di diritto Trump ancora non ha ricevuto una condanna, quindi toglierlo dalla corsa presidenziale sarebbe francamente una forzatura del diritto. Sì, benissimo. Allora, passiamo al secondo contributo. Per Donald Trump è tutta una caccia alle streghe, una persecuzione politica, ma per lui i guai giudiziari, lo sappiamo, sono all'ordine del giorno. Alla Corte distrettuale di Columbia si dibatte infatti il processo penale sul ruolo avuto da Donald Trump nell'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 e nella tentata sovversione dell'esito del voto che a novembre 2020 aveva portato Joe Biden alla Casa Bianca. Per Trump ci sono 4 capi di imputazione, 2
due riguardano l'interruzione del voto al Congresso, che doveva certificare e sancire la sua sconfitta a favore del presidente Biden. I legali del tycoon, candidato repubblicano alle presidenziali di novembre, hanno presentato alla Corte Suprema la richiesta, in vista delle argomentazioni orali in programma il prossimo 8 febbraio, di mettere fine a questi tentativi di penalizzare i ballottaggi che minacciano di togliere i diritti a milioni di americani e promettono di provocare il caos. Il Tribunale statale di Fulton County dibatte poi l'interferenza con cui Trump ha cercato di influenzare l'esito delle elezioni 2020 in Georgia. L'ex presidente e 18 dei suoi più stretti alleati avrebbero cercato falsi elettori repubblicani ed esortato il segretario di Stato locale, Brad Raffensperger, a trovare gli 11.780 voti necessari a vincere su Biden. L'accusa è stata formalizzata lo scorso 14 agosto in un documento di 98 pagine e gli vengono contestati crimini per corruzione, falso e associazione a delinquere. I pubblici ministeri federali invece accusano Trump di aver portato via, quando a gennaio 2021 ha lasciato la Casa Bianca, documenti sulla sicurezza nazionale che sono stati poi ritrovati nascosti nel suo resort a Mar-a-Lago in Florida. La prima udienza del processo è fissata per il 20 maggio 2024 a Fort Pierce. I 32 capi d'accusa contemplano reati di spionaggio, falso e ostruzionismo. Trump è accusato inoltre di aver falsificato documenti aziendali per insabbiare un compenso da $130.000 erogato nel 2016 a favore della pornostar Stormy Daniels. L'obiettivo era comprarne il silenzio per evitare che la corsa verso la Casa Bianca dell'allora magnate del settore immobiliare inciampasse in uno scandalo a sfondo sessuale. La prima udienza del processo è attesa a Manhattan il 25 marzo prossimo. Ma guai giudiziari toccano anche Joe Biden. La Camera, lo ricordiamo, ha autorizzato il 14 dicembre scorso una indagine di impeachment a suo carico per verificare se durante l'amministrazione Obama, di cui era vicepresidente, abbia indebitamente beneficiato degli affari all'estero, gli affari all'estero del figlio Hunter, affari anche in Ucraina. A incastrare l'attuale inquilino della Casa Bianca però non ci sono ancora prove schiaccianti. Continuano invece i guai per Hunter Biden, accusato di essere stato coinvolto in uno schema fraudolento per non pagare circa $1,5 milioni di tasse federali dovute per gli anni fiscali 2016-2019 e da gennaio 2017 fino al 2020 e per eludere l'accertamento delle imposte per l'anno fiscale 2018. Hunter è accusato di aver speso milioni di dollari per uno stile di vita stravagante invece che pagare le tasse. Ecco, Cecchinato, ci troviamo di fronte a chi è meno peggio? Sì, io come dicevo prima non ho molti dubbi su chi possa essere meno peggio, riguardando la questione soprattutto dal punto di vista dell'Unione Europea. La questione giuridica che coinvolge Trump è abbastanza interessante anche dal punto di vista scientifico, perché non ci sono precedenti. Il 14° emendamento della Costituzione americana vieta di potersi candidare a coloro che abbiano, la norma abbastanza generica, abbiano preso parte a un'insurrezione o una ribellione contro gli organi dello Stato. La Corte Suprema del Colorado, per rispondere alla sua domanda, perché la questione viene fuori adesso? Beh, la questione viene fuori adesso perché Trump si candida adesso per diventare Presidente degli Stati Uniti, per cui non sarebbe stato possibile, non vi era l'occasione anni fa per sollevare la questione. Trump si candida, le questioni... la giustizia viaggia su una rotta diversa. No, nel senso che se Trump non si fosse candidato... Io uso la giustizia per fare politica. Vabbè, questo è qualcosa che probabilmente in cui tutto il mondo per certi aspetti... spiegare ai nostri telespettatori come si gestisce la politica. No, certo, è qualcosa in cui accomuna un po' tutti gli stati del mondo, per carità, da un certo punto di vista il mondo è paese, però voglio dire,
2 anni fa non era aperta la corsa per la Casa Bianca, per cui Trump non si era candidato e non vi era motivo per invocare questa norma. Cioè, sarebbe stato un atto sprecato. No, nel senso che non se non si candida non c'è il tema. Farlo adesso piuttosto che farlo 3 anni fa. A quest'ora tutti si sarebbero dimenticati. Prego. Sì, solo che 3 anni fa appunto non era aperta la corsa, quindi tecnicamente il problema non esisteva. Il problema esiste oggi, sappiamo che la Corte Suprema del Michigan ha ritenuto che Trump potesse candidarsi, la Corte Suprema del Colorado invece ha ritenuto il contrario, cioè ha ritenuto che si possa ritenere che lui abbia partecipato, preso parte a una insurrezione. La palla passa alla Corte Suprema federale degli Stati Uniti, sono 9 giudici, 6 sono di orientamento conservatore, 3 sono di nomina diretta di Donald Trump, 3 soltanto sono di orientamento progressista. Quindi è molto probabile che la Corte se la possa cavare, come diceva il professore, in punto di stato di diritto, cioè finché non c'è un accertamento giudiziale rispetto all'aver preso parte all'insurrezione, Trump dobbiamo presumerlo innocente. È vero però anche che il 14° emendamento non pretende un accertamento giudiziale, una sentenza passata in giudicato che accerti che Trump abbia preso parte all'insurrezione, per cui la Corte Suprema del Colorado e adesso in via di impugnazione la Corte Suprema degli Stati Uniti potrebbe essere, si dice, giudice del fatto, cioè potrebbe accertare lei stessa il fatto e valutare se in primis quella potesse considerarsi una insurrezione, perché anche questo forse non è scontato, e poi se si possa dire che Trump vi abbia preso parte a tal punto da essere soggetto a questo 14° emendamento. La questione è molto interessante e verrà decisa a breve. Io credo però che la maggioranza schiacciante dei conservatori in seno alla Corte farà sì che la decisione sia favorevole a Donald Trump e ne ammetta la candidatura. L'ho capito. Va bene. Sarà un cavillo legale, però bisogna anche tenere presente la formulazione del 14° emendamento, che esclude dal ricoprire cariche pubbliche federali chi, avendo giurato to support the Constitution, quindi di appoggiare la Costituzione, abbia poi preso parte a una insurrezione. Il giuramento che formula il Presidente il 20 gennaio al momento dell'insediamento non è to support the Constitution, ma è to preserve, protect and defend the Constitution. È chiaramente un artificio, un sotterfugio legale, ma questa differenza di formulazione è un altro punto sul quale fanno affidamento i legali di Trump. E c'è anche da tenere conto di un'altra questione. Ricordavo prima che il Senato nel febbraio del 2021 ha di fatto assolto, cioè ha decretato che non ci fossero le condizioni per condannare Trump per la partecipazione all'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Uno degli istituti che sta a fondamento del sistema giudiziario statunitense è il principio della double jeopardy, per cui non si può processare una seconda volta un imputato che è stato precedentemente assolto. È controverso se l'iter del Senato di assoluzione di Trump nel 21 sia stato un vero e proprio processo. Però se la Corte Suprema riconoscesse a questa procedura la condizione giuridica del processo, Trump non potrebbe essere condannato in base alla double jeopardy e quindi non violerebbe il 14° emendamento, potendosi ricandidare e ricoprire la carica di presidente qualora fosse eletto. Certamente. E passiamo al terzo contributo. Biden, Trump, la novità americana.
Joe Biden e Donald Trump sono veramente il meglio che la società americana poteva esprimere come candidati alla Sala Ovale? Uomini che hanno il potere di decidere se premere o meno un bottone e stabilire così quale sarà il futuro del pianeta. A vederli camminare o a sentirli parlare, però, non c'è da stare tranquilli. Evidentemente, però, sono ritenuti i pupazzi giusti che, vestiti da democratici o repubblicani, poco importa, vengono mostrati agli elettori, convincendoli che li rappresenteranno e li difenderanno da quelli che attentano alla sopravvivenza degli Stati Uniti d'America e alla sua democrazia. Ma chi è che tira fuori i soldi per mandare alla Casa Bianca questi due contendenti? Nella corsa alla presidenza del 2020 Joe Biden era stato sostenuto dalle più grandi aziende della tecnologia, realtà come Alphabet, che comprende Google, ma poi anche Microsoft, Amazon, Meta, Apple, sono quelle che hanno dato più soldi a Biden. Cosa che stanno facendo anche adesso, perché per la maggior parte di questi sostenitori alcune tematiche come l'inclusività, i diritti LGBT, l'aborto sono diventati dei dogmi sacri, gruppi che fanno affari in tutto il mondo e che quindi sostengono il libero passaggio delle persone e di capitali da un paese all'altro senza restrizioni o dazi di sorta. Nel settore della tecnologia c'è l'unica eccezione rappresentata da Elon Musk, che dopo l'acquisto di Twitter ha reso di pubblico dominio una serie di documenti che mostravano come il social network avesse lavorato per aiutare i democratici a vincere le elezioni nel 2016 e nel 2020. Un altro importante finanziatore dei democratici è rappresentato da Hollywood, da Netflix alla Universal Pictures fino alla Paramount. Walt Disney e Sony Pictures hanno investito ingenti somme a sostegno di Joe Biden, lo avevano fatto nel 2020, lo stanno facendo ancora adesso. Donald Trump invece è sostenuto da imprese del Nord America che hanno interessi all'interno degli Stati Uniti. Tra i sostenitori di Trump nel 2020 c'erano banche locali, catene di negozi come Walmart e poi del settore turistico come la Budget Suites of America, una grande catena alberghiera intraamericana. La situazione anche per Donald Trump è pressoché identica a quella del 2020. E poi ci sono anche i mezzi di comunicazione che hanno una parte importante in quella che è una vera e propria messa in scena che di democratico ha ben poco. I media guidati dalle logiche di profitto influenzano anche loro l'opinione pubblica e adattano la narrativa sui candidati. Così si hanno notizie distorte, una mancanza di informazione equilibrata. A dominare è quindi il denaro, il potere della finanza, delle lobby, l'influenza delle grandi aziende e poi i media al lavoro per minare i principi su cui è costruita la tanto decantata democrazia americana. Ma la vera preoccupazione dovrebbe essere un'altra, e cioè che sarà ancora una volta una sfida tra Joe Biden e Donald Trump. Siamo veramente sicuri che sia la scelta migliore? Questo torna all'interrogativo. L'influenza dei media, l'abbiamo vista la prima volta, è nato con John Fitzgerald Kennedy, no? E Nixon. In base a come Kennedy si presentava in televisione era una novità a quell'epoca, che un presidente o un concorrente per la presidenza si presentasse e dibattesse col suo avversario. Fu una sorpresa e tutti dicono che fu proprio quello scontro verbale fatto in televisione che decise molti americani a passare dalla parte di John Fitzgerald Kennedy, che era, diciamo, politicamente un novellino rispetto al suo avversario. Professor Marrella, è possibile che l'influenza sia così ancora tanto potente e soprattutto ci sarà il rischio che da altre nazioni arrivano appunto attraverso i media che ormai non sono più gestiti territorialmente ma sono collegati con tutto il mondo, possa influire in qualche maniera nei confronti della psicologia americana al momento di decidere? Credo proprio di sì, perché in effetti la questione Biden-Trump come dire, mette le due prospettive, perlomeno per quanto riguarda i rapporti internazionali, su dei binari
abbastanza prevedibili e si è già vista un'ingerenza russa che è stata poi accertata a proposito delle elezioni di Trump, quindi è da aspettarsi che, perché poi il problema è che appunto ai tempi di Kennedy i media erano nazionali, avevano come dire tutta un'altra struttura. Non c'erano ancora i satelliti, non c'era ancora la rete. Ma non c'erano i social media e adesso attraverso i social media riescono ovviamente, guardi, tant'è che mi dicevano proprio 2 settimane fa a Parigi che perfino i professori di Parigi non possono più avere TikTok. Quindi stiamo arrivando adesso a una sorta di veramente strana situazione per cui insomma dei social media che sembrano abbastanza innocui, che capisco che negli Stati Uniti TikTok l'avessero proibito per evitare questioni di spionaggio, però adesso dire che un professore abbia segreti militari o segreti di Stato da rivelare insomma, mi pare un po' esagerato. Quindi sicuramente questi social media sono delle strumentazioni, ma tant'è, guardi che nel mondo dell'intelligence addirittura ci sono, e addirittura della difesa, ci sono ormai interi reparti che si dedicano solamente a questo tipo di influenza attraverso social media. Adesso io i numeri non me li ricordo, ma ricordo che la proporzione tra le persone di cui disponiamo per esempio noi in Italia e quelle di cui dispongono i cinesi sono su una scala da 1 a 10.000, quindi hanno interi reparti, battaglioni per così dire di esperti di social media che sono in grado quindi di proiettare queste strategie nei singoli stati, quindi fanno bene gli Stati Uniti a sollevare il problema e torno a dire che però sono più preoccupato della vittoria di Trump, anch'io come giustamente diceva lui, perché in effetti è vero che Biden ha ritirato le truppe dall'Afghanistan, ma ricordiamoci che il business era stato iniziato da Trump, quindi ha solamente eseguito una cosa di Trump, mentre io ricordo benissimo che quando ci fu il ritiro dall'Afghanistan Biden dichiarò alla televisione e adesso mi voglio occupare dell'Ucraina, cosa che invece Trump ovviamente per lui insomma, l'Europa non ha proprio alcun interesse, quindi probabilmente non l'avrebbe fatto. Ecco, quindi detto questo, è chiaro che con questi grandi binari di posizionamento, per quanto siano abbastanza avanti con l'età e quindi siano molto più influenzabili, ripeto, al deep state, però insomma non è sicuramente tanto strano che qualcuno a Mosca e qualcuno a Pechino non agisca in modo da influenzare in un modo o nell'altro, quindi è veramente un match molto, molto aperto e molto pericoloso. Molto imprevedibile. Professor Luconi, è stato richiamato il precedente del 1960, il dibattito fra Kennedy mi scusi, professore, emergerà, sarà un fattore dominante l'intelligenza artificiale in questo caso? Prego. E poi mi dica anche Io non penso, perché quello che è cambiato dalla seconda metà del secolo scorso a oggi è l'atteggiamento della audience. Cioè, fino ancora direi al 2016 il pubblico utilizzava i media per informarsi, per farsi un'idea, per sapere che cosa stesse accadendo. Adesso invece la maggior parte dei fruitori dei social media utilizzano questi strumenti per rafforzare le loro convinzioni preesistenti. Quindi questo porta i sostenitori di Trump, i trampiani o trampisti che vogliamo chiamare, a utilizzare Truth, che è il social media che si è inventato Trump quando è stato cacciato da Twitter, quello che poi dopo l'acquisto da parte di Elon Musk ha riaperto le sue porte a Trump ed è stato ribattezzato X. Quindi non penso che ci sia un'influenza dei media, inclusa l'intelligenza artificiale, sugli orientamenti degli elettori potenziali.
che nei potenziali organi di informazione non cercano come orientarsi, ma cercano semplicemente una rassicurazione della giustezza delle proprie convinzioni, delle proprie posizioni preesistenti, per cui i democratici seguono la CNN e i sostenitori di Trump vanno su Truth. Quindi lei dice che l'elettore è già schierato, cerca soltanto, siccome partecipa, è bidirezionale naturalmente la rete, partecipa a, diciamo, a arricchire le motivazioni per cui voterà. Proprio così, proprio così. Questo non esclude poi che ci siano delle influenze, come ci sono state in passato, della Russia, della Repubblica Popolare Cinese, ma nel complesso spostano pochi voti. L'inchiesta di Mueller sulle ingerenze russe durante la campagna elettorale del 2016 ha concluso che queste ingerenze ci sono state, però non è riuscita a dimostrare che queste ingerenze siano state così significative da alterare l'esito del voto. Ho capito. Professor Cecchinato, a questo punto diciamo che i due contendenti sono molto forti, ma ci potrebbe essere anche una presa di coscienza degli americani per una terza via, diciamo repubblicana o democratica, non importa, ma per esempio verso una figura femminile, anche se già gli americani si sono espressi, diciamo, a suo tempo nei confronti di la scelta tra un presidente di colore e una presidentessa. Prego. Dipende più che dagli americani, dipende dai partiti. Noi stiamo leggendo in questi giorni di alcune pressioni anche su Joe Biden all'interno del Partito Democratico per farsi da parte in vista della grande convention di Chicago. Si fanno dei nomi, il professor Lucconi ne ha fatto i nomi più prestigiosi che leggiamo anche sui giornali in questi giorni: il governatore della California, la governatrice del Michigan. Sta circolando anche il nome di Michelle Obama, la quale però ufficialmente smentisce, sembra più una voce da gossip. Però è anche vero che Joe Biden viene descritto come molto ostinato nel non voler rinunciare alla candidatura, e il Partito Democratico non può costringere il presidente in carica a farsi da parte, perché le fratture sarebbero troppo importanti. Quindi io non credo che Joe Biden si farà da parte spontaneamente, a meno che non succeda qualcosa che magari riguardi il suo stato di salute, che non gli auguro. E poi Joe Biden è convinto di essere in questo momento il candidato migliore per battere Trump. Cioè lui è, così ce lo raccontano i giornali, è contento, il suo entourage è contento della vittoria di Trump nei caucus, nelle primarie repubblicane, perché ritiene che, come abbiamo detto prima, sia talmente divisivo da poter incentivare il proprio elettorato ad andare al voto. È anche vero che Joe Biden ha cambiato un po' registro, perché ha passato l'estate scorsa a visitare l'America per spiegare quelli che sarebbero i pregi delle sue manovre economiche, che pure hanno portato benefici all'economia degli Stati Uniti. Però pare che questo non faccia breccia, l'elettorato non sia questo che muove l'elettorato, l'inflazione che si è ridotta, l'alta occupazione, diversi sussidi. Joe Biden è riuscito a fare diverse riforme nella prima parte del suo mandato, fino a che poi la maggioranza del Parlamento non è mutata. Però adesso questo registro si è visto che non piace, e lui sta puntando sulla difesa della democrazia, sta puntando all'elettorato femminile, quindi cerca di chiamare al voto soprattutto in quei paesi, in quegli stati in cui potrebbe essere abolito il diritto, vietato il diritto all'aborto, e quindi cerca di richiamare i propri elettori su temi piuttosto identitari. Dall'altra parte credo che, come ha detto bene il servizio prima, Trump abbia conquistato il Partito Repubblicano. È vero però che, e anche di questo si fa forte Joe Biden, all'interno del Partito Repubblicano non sono tutti contenti. Mi pare che debbano
gran parte dei repubblicani debbano ingoiare un rospo. In effetti nel New Hampshire i risultati ci dicono che forse non è stata una vittoria così eclatante per Trump, perché ben il 19% degli elettori repubblicani ha dichiarato alla fine del voto che a novembre non voterà comunque Trump, e questi erano elettori che si erano dichiarati registrati come elettori repubblicani. Il 66% dei cosiddetti elettori indipendenti che sono andati a votare ha fatto la stessa dichiarazione: io non voterò Trump a novembre, e sono percentuali molto più alte di quelle che i sondaggi avevano registrato alla fine delle primarie del 2016. Per cui questo è sicuramente un motivo di preoccupazione di Trump. Infatti Trump non a caso è molto arrabbiato con Nikki Haley, che non abbia ancora dichiarato di abbandonare la corsa. Che partita sta facendo Nikki Haley non lo so, qualcuno dice addirittura malignamente che sia aizzata dai democratici. Il professor Luconi ci ha spiegato prima che verosimilmente invece Nikki Haley vuole provare a rimanere in corsa per l'eventualità che Trump venisse escluso invece dalla corsa da una decisione della Corte Suprema. I candidati saranno loro, credo, è inevitabile, a meno che non succeda qualcosa per quanto riguarda Trump dal punto di vista giudiziario. Per quanto riguarda entrambi dal punto di vista di salute non glielo auguriamo certamente. Poi l'ultima cosa interessante da dire è però che anche con riguardo a quello che stavamo dicendo prima rispetto al ruolo dei social media, in realtà l'elettore è comunque soggetto a quello che si chiama micro-targeting da parte di intelligenze artificiali, chatbot, sì, che possono essere usati da stati stranieri. È stato accertato che l'abbia fatto la Russia, oppure dai partiti anche che sono in corsa. Però è vero che questo, quello che ci aiuta oggi è che l'elettore si è già misurato in una corsa Trump contro Biden, per cui in effetti quelle che si chiamano echo chambers, cioè quelle camere le bolle all'interno delle quali il lettore viene indotto a cercare contenuti che colmano i suoi pregiudizi, si sono già misurati su questo, per cui in effetti forse l'elettorato è così talmente già diviso e come dire, ha già preso posizione in maniera così ferma rispetto alla stessa corsa anni fa, per cui forse oggi potrebbe non essere vittima di queste iniziative e di queste interferenze come in passato. Questa sì, appunto, è un'altra visione di questo percorso che vedremo anche nelle prossime settimane come andrà. Io volevo fare una domanda un po' strana, cioè se mettiamo che Trump vinca, siccome c'è stata un'interruzione tra la prima elezione e questa, potrebbe essere rieletto dopo una seconda volta secondo il diritto, diciamo, americano, cioè vuol dire si parla di rielezione, diciamo, consecutiva, e quindi l'interruzione precedente azzererebbe questo diritto da parte del Presidente di essere rieletto un'ulteriore volta. Mi pare che il professor Luconi accenni di no. No, perché sennò avremmo Barack Obama candidato probabilmente. No, ma di fatto una delle ipotesi che facevano si sta preparando la moglie. La Costituzione parla delle impossibilità di ricoprire più di 2 mandati, quindi non si parla di mandati consecutivi o non consecutivi, è il numero che conta. L'unica eccezione è se uno dei mandati ha una durata inferiore ai 2 anni, che sono, diciamo così, la metà del mandato presidenziale. Però la Costituzione parla di numero di mandati, non di loro consecutività. Quindi se durasse Trump solo 2 anni, potrebbe poi concorrere a un ulteriore mandato, diciamo. Sì, però qui siamo proprio nell'ambito della fantapolitica. Beh, l'abbiamo vista. E Trump non accetterebbe mai di limitarsi nel numero degli anni alla Casa Bianca con l'idea di un'ulteriore elezione, anche perché poi l'età comincerebbe a pesare anche per lui. Teoricamente, stiamo parlando proprio torniamo nell'ambito della fantapolitica, si può cambiare la Costituzione, quindi si può ipotizzare un cambiamento della Costituzione, che però è un meccanismo estremamente complicato
perché oltre al voto del Congresso è necessario la ratifica dell'emendamento costituzionale da parte dei 3/4 degli Stati, quindi i tempi sarebbero molto lunghi, molto complessi e probabilmente supererebbero anche la durata del mandato di Trump. Ecco, ho capito. Torniamo, se posso dare un suggerimento, torniamo alla realtà politica e non a disegni interessanti e stimolanti, ma che visto come si è comportato Trump finora, diciamo che l'imprevisto è sempre da valutare. È più facile il terzo mandato di Zaia sì, che il terzo mandato di Trump. Benissimo. Sì, direi forse di sì. Grazie del vostro intervento e poi torneremo sull'argomento, perché naturalmente ci porterà via un po', ci trascinerà attraverso questo percorso che è del tutto imprevedibile. Grazie. Certo, grazie al professor Fabrizio Marrella per essere stato con noi. Grazie a voi. Al professor Stefano Luconi. Tra l'altro ricordiamo, il professor Luconi ha pubblicato un libro che si intitola proprio La corsa alla Casa Bianca 2024, l'elezione del Presidente degli Stati Uniti dalle primarie a oltre il voto del 5 novembre. Che è appena uscito. Che è appena uscito, è ordinabile online, mi pare. E quindi c'è la possibilità di conoscere un po' di più anche il meccanismo, che non è semplicissimo, anche quello dei caucus e delle primarie, che ricordiamo poi portano alle grandi convention dei partiti repubblicano democratico nel mese di agosto, che andranno a sancire poi effettivamente i candidati. Grazie ancora. E poi parla anche un po' della fantapolitica, cioè che cosa può succedere se una volta che i candidati hanno ricevuto la nomination si ritirano, muoiono. Insomma, è un po' una guida a seguire le elezioni quasi giorno per giorno. Certo. Andando oltre la convenzione nazionale, andando oltre il voto del 5 novembre, che probabilmente non ci farà sapere con certezza quale sarà il presidente, perché ci sarà una pioggia di ricorsi di cui abbiamo visto già un'anticipazione nel 2020. Quindi il 5 novembre non sapremo effettivamente chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti. Quindi ripetiamo il titolo del libro: La corsa alla Casa Bianca. Chi è interessato può ordinarlo anche via internet. Certo, online. Grazie ancora, grazie anche all'avvocato Piero Cecchinato, editorialista dell'inchiesta.it, grazie per il vostro contributo. Noi torneremo ovviamente sulla questione, cercheremo di seguire periodicamente questo percorso fino, come dicevo, appunto al mese di agosto, alle convention e poi al voto del 5 novembre. Grazie ancora, noi adesso andiamo in pubblicità e poi ritorniamo con l'ultima parte di questa nostra puntata di TV7 Match, che dedichiamo alla ricorrenza del 27 gennaio, e cioè quindi alla giornata della memoria. A tra poco.